Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuova settimana, nuovo appuntamento con Buongiorno 131. Oggi martedì 9 dicembre, diamo il benvenuto anche a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno, ti stavi un po' attroppiando, come si suol dire. Sì, perché oggi StreamYard, insomma, non benissimo, mettiamola così. Non martedì, contento di averci rotto esatto, le scatole. Esatto, domenica in diretta, incredibile. Ciao Tracada, ben trovato. Bisogna capire, bisogna mandare una mail. Gentile StreamYard, hai rotto. Puntini. Esatto. Detto chiaramente. Per stare comodi e morbidi, diciamo così. Sì, anche perché poi è il solito discorso, cioè, se uno non pagasse, esatto, andrebbe anche, cioè, lo capirei, no? Dici, vabbè, sai, cosa vuoi? Stai usando una roba a free. Ma siccome, come dire, paghiamo profumatamente la piattaforma, ecco. Tendenzialmente un po' infastidisce, ecco, il fatto che in questi ultimi giorni ci stiano un po' mettendo i bastoni fra le ruote, ma come sempre supereremo anche questa, caro Lucone. Sì, assolutamente. Tra l'altro c'è anche un problema su X, mi dice StreamYard, così, giusto per... Ah sì? No, a me sì, no. A me dice non riusciamo a trasmettere in streaming su X, ma su X ci siamo in diretta. Ah, ecco, adesso lo fa anche da me. Vedi? Se prima persiste, poi prova a creare una nuova trasmissione. Ma perché? Vabbè, ascolta, rimuoviamo e la rimandiamo, non ti preoccupare. Ah, ok, stai facendo il tuo grande. Faccio io, vai sereno. Perfetto. Gestisco io questi rogli così. Allora, salutiamo Sergio, ben trovato Sergio. Falla scrivere da follow la mail, dice Tracada. Ci sta. Cox dice i poteri forti. E Tracada, manco la mia sala ha avuto la copertura mediatica di questo caso. Ci sta. No, non avrei tollerato un altro giorno senza Buongiorno 131. Grande Roby, ben trovato. Lo so, perché Luca stava già per cambiare residenza addirittura, perché ha detto, ma qua come facciamo? Comunque niente, evidentemente c'è una problematica. su X non vuole andare, vabbè venite su YouTube, ragazzi, venite su YouTube. Esatto, tanto guarda. Venite su YouTube, alla fine ci sta YouTube, avete il video, avete la possibilità di abbonarvi, avete la possibilità di entrare nel canale Telegram dove c'è stato un fine settimana, visto questa vittoria del Cagliari, è stato molto ricco la chat Topi Cagliari, però insomma una bella vittoria, l'abbiamo detto domenica, l'abbiamo detto ieri a Cagliari Social Arena, finalmente direi anche dopo 2 mesi e mezzo, 79 giorni, vittoria anche viste ciò che hanno fatto le altre squadre che lottano per la salvezza. Guarda, io ho iniziato la mia analisi con finalmente, ma volevo scrivere è già via d'ora, perché volevo essere un po' così, però effettivamente sì, nel senso che è arrivata la vittoria giusta nel momento giusto. E aggiungo però che ovviamente, così come ho scritto proprio nel titolo, ora serve non fermarsi, perché se no il Cagliari non può permettersi, a prescindere in qualunque situazione, in qualunque stagione, ma soprattutto in questa, secondo me, di potersi fermare, di rallentare,
perché le altre si stanno svegliando, perché il Verona ha vinto e ha battuto l'Atalanta, che è il prossimo avversario del Cagliari, quindi è un campionato in cui veramente può capitare di tutto. Io spero che spero appunto che questa vittoria abbia dato quella, come dire, quella consapevolezza in più nei propri mezzi a questo Cagliari. Se ci pensi, noi lo stiamo dicendo da tempo, io lo sto dicendo da tempo soprattutto, nel senso che a costo anche di prendermi insulti spesso nei commenti per quello che ho detto e che ho scritto. È una squadra che non è sicuramente una squadra da Champions League, ma non è neanche una squadra da retrocessione. E quindi è giusto che in questo momento qualcuno si svegli, o meglio, si sia svegliato, perché io spero appunto che la situazione ora si sia in qualche modo sbloccata una volta per tutte. Insomma, è fondamentale dare continuità. Sabato non sarà una partita semplice, però è anche vero che intanto, come ho detto domenica, ti sei tolto un po' la scimmia, no? La scimmia di questa vittoria, di questa attesa della vittoria di 2 mesi e mezzo, e più, perché erano 80 giorni, praticamente 79 per essere precisi. Sì. Quindi mi auguro vivamente, ripeto, che si sia tolto il tappo, che è una delle varie espressioni che uso spesso nei miei pezzi, e spero veramente che sia così, perché questa squadra ha bisogno di gasarsi, ha bisogno di entusiasmo, perché è una squadra giovane, perché è una squadra con tanto potenziale, e soprattutto deve iniziare a essere cinica, cosa che fin qui è stata ben poche volte. È mancata, diciamo. Abbiamo visto che c'è il nostro primo ospite di oggi, lo facciamo entrare. Facciamolo entrare. Eccoci Anto, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno Antonio Farinola, come stiamo? Tutto bene, voi? Tutto bene. Meglio dopo la vittoria con la Roma, vero? Direi. È stato... Antonio è stato assaltato al gol della Roma da parte mia, al gol del Cagliari da parte mia, è stato abbracciato. Grazie Anto per non averci fatto causa, ovviamente le casse della testata ovviamente ringraziano, proprio perché insomma, ci mancava solo una causa contro Luca Di Leonardo. Noi ci saremo ovviamente poi rivalsi eventualmente in caso di problemi, però insomma, sai. Bene Anto, allora commentiamo questa bella vittoria del Cagliari, questo 1-0 contro la Roma. Io ho detto prima, già era ora, utilizzando un'espressione sarda, sì, sicuramente un bel segnale dopo la vittoria del Verona con l'Atalanta, e poi soprattutto perché comunque dopo l'ottimo inizio di stagione poi comunque sono arrivate un bel po' di partite a secco, quindi comunque la classifica sotto si stava assottigliando, e anche di molto. Quindi aver riportato a +4, quindi essersi creati un cuscinetto sulla zona salvezza non è male, anche se io poi la Fiorentina la eliminerei da questa lotta, perché anche se ultima comunque secondo me pian piano risalirà senza problemi, perché la squadra sappiamo tutti com'è. Però dai, molto bene sul piano del gioco, se pensiamo che comunque la Roma non ha fatto un tiro in porta, perché Caprile per una volta non ha dovuto far miracoli. Vero. E soprattutto ci sono state diverse occasioni create dal Cagliari, cosa che nelle ultime giornate un po' stava venendo meno. Quindi la squadra a me è piaciuta tutta, non c'è stato nessuno che ha giocato sottotono, hanno dato tutti il massimo, anche un Foloruncio che ora è sulla bocca di tutti per quello che sappiamo, che nelle ultime partite era un po' sottotono. Domenica mi è piaciuto tantissimo, è tornato quello grintoso di inizio stagione, in crescita Esposito, questo è sotto gli occhi di tutti. Mi è piaciuto tantissimo Rodriguez, secondo me il migliore in campo, e niente. Poi vabbè, secondo me ci hanno fatto anche un regalo Gasperini mettendo Baldanzi anziché Ferguson all'inizio, magari spinto anche dal fatto dall'assenza di Mina, quindi ha preferito mettere un piccoletto per dar fastidio alla difesa del Cagliari, però hanno retto bene,
e hanno fatto una delle migliori partite della stagione, secondo me. Che poi parte proprio anche dal discorso, Anto, sul fatto che si sono ritrovati dei giocatori che avevano un po' tradito le attese, le aspettative, perché tu hai detto bene, di Folorunsho io metterei anche Gaetano per come è entrato, al di là del gol, che il gol è importantissimo e l'abbiamo visto anche nel modo di esultare di Gaetano, proprio se si fosse liberato di un peso, una gran voglia Sì. di fare gol. E ovvio, come diceva Fra prima, ora serve continuità in modo che questa vittoria non risulti fine a se stesso. E allora ti chiedo, dopo questa prova con la Roma, che non era scontato perché probabilmente nessuno, forse i più fiduciosi si aspettavano una vittoria contro la Roma, Atalanta, Pisa e Torino sono 3 partite di difficoltà diversa. E poi il Milan però è il prossimo anno ormai, quindi io rimarrei su queste ultime 3 dove fondamentalmente tu qui devi far punti in ogni gara, almeno punti in ogni gara, perché ci per devi avere provare, continuità, certo. Anche perché l'Atalanta comunque dopo il cambio d'allenatore ancora sta ritrovando un po' gli equilibri e tutto quanto. Paladino per me è un allenatore in gamba che farà bene, però sicuramente si sarà ritrovato una realtà diversa da quella che eravamo abituati a vedere con Gasperini, diciamo, ok. E poi bisogna dire comunque adesso ci sarà la sfida col Chelsea che ha l'Atalanta oggi, mi sembra. Quindi comunque bisognerà vedere le energie psicofisiche che comunque questa partita porterà con sé. Certo, la trasferta di Bergamo non è delle più semplici perché comunque Bergamo è uno stadio molto difficile per chi arriva a giocarci, però le prestazioni di Napoli, la prestazione di Roma lasciano trasparire un po' di fiducia. È chiaro che comunque torniamo sempre al discorso che il Cagliari rispetto alle altre squadre deve sempre andare al massimo per poter portare a casa dei punti, non può permettersi il minimo errore perché comunque sappiamo tutti comunque è difficile in questo momento per il Cagliari trovare molte soluzioni in attacco, anche se poi domenica è andata abbastanza bene, però l'assenza di Belotti si sta facendo sentire, anche se Borelli non lo sta facendo rimpiangere perché comunque è uno che si sacrifica tanto, combatte, fa reparto da solo. E poi, come hai detto te, il ritorno di gente come Folorunsho, come Esposito, che stanno dando vivacità all'attacco, e un Gaetano in più non sarebbe male. Se ritroviamo il Gaetano di 2 anni fa. Esatto, di quella seconda parte di stagione. Il Gaetano di Ranieri, mettiamola così, giusto per contestualizzarlo meglio. Fra? Sì, no, beh, certo, è chiaro che direi, Anto, il Cagliari ha ritrovato i suoi giocatori chiave. Penso soprattutto a Folorunsho, perché tu giustamente prima hai detto si è rivisto il Folorunsho di inizio campionato, ma forse addirittura il miglior Folorunsho in assoluto, nel senso che è stato decisivo nell'episodio dell'espulsione di Celic, ha comunque fatto tanto lavoro sporco, soprattutto ricordiamoci quando è uscito Borrelli, è andato lui a fare il centravanti, il falso centravanti ovviamente, nel senso che ha fatto dei movimenti particolari, però nel senso si è sacrificato lui per andare a sgomitare lì in mezzo all'area della Roma. È chiaro che aver recuperato uno dei tuoi giocatori decisivi dall'inizio della stagione, nel senso che quelli che la società aveva già investito di una maggiore responsabilità è fondamentale, ma io vi sottopongo un ragionamento. Non so quanti di voi poi guardino a fine partita, a fine conferenze, via dicendo, il video che mette il Cagliari delle interviste interne, diciamo così, no? Cioè, quindi dopo tutto l'ambaradan di interviste TV, sala stampa, radio e quant'altro, il Cagliari mette sul suo canale YouTube anche i propri contributi, quindi il giornalista del Cagliari intervista allenatore e giocatore. Io me li sono riascoltati perché un amico me li ha segnalati e c'è un passaggio di Pisacane, secondo me molto centrale, in cui dice, che poi l'ho riportato anche nella mia analisi di ieri mattina, in cui dice ho ascoltato i ragazzi,
ho ascoltato la squadra, cioè io non ho smesso da tanto, quindi ancora ho, non l'ha detto, ma insomma tra le righe questo era un po' il significato, ancora ho una sensibilità abbastanza spiccata da ex calciatore, perché non ha senso non ascoltare quelle che sono le esigenze della squadra, le necessità della squadra. Io con lo staff da soli non andiamo da nessuna parte. E secondo me questa è una chiave, cioè è una chiave di lettura fondamentale, nel senso che l'impressione che avevamo avuto, poi chiedo anche ad Anto, che insomma le ha viste tutte, quindi poi lo sa bene anche lui, l'impressione è che in una parte centrale, diciamo così, di queste prime 14 partite, quindi quando è iniziata un po' quella nebbia sopra le sorti del Cagliari, era sembrato che qualcosa si fosse rotto, no? È ovvio pensare alle panchine di Luperto, è ovvio pensare a quelle partite, no? Quelle 3 partite di fila con Verona e Sassuolo in primis. Sembrava che qualcosa si fosse incrinato, no? In qualche modo. Invece poi le ultime gare, già da Torino, secondo me, in avanti, sembra che effettivamente tutti questi progressi in serie fatti dalla squadra vadano anche in quella direzione. Cioè, ci si è riuniti in qualche modo, no? Cioè tra staff, squadra, dirigenza, cioè si fa nuovamente quadrato. Ora, non che ci siano stati, noi non abbiamo ovviamente contezza e certezza di questo, però conosciamo un po' il mondo del calcio, conosciamo un po' le stagioni, analizzando un po' anche i cambiamenti, mi sembra di poter dire che finalmente la squadra abbia ritrovato serenità e unità. E forse banalmente, paradossalmente soprattutto, Anto, l'infortunio di Felici ha ridato questa unità, cioè della serie. Ci dobbiamo compattare perché adesso siamo senza 2 giocatori molto importanti per le nostre sorti, bisogna andare avanti. Allora, guarda, io onestamente ho sempre visto i giocatori abbastanza uniti e tutto quanto. Poi, come hai detto te, Pisacane è un allenatore che è giovane, che fino a qualche anno fa era dall'altra parte del campo. E penso anche, per quello che ho visto l'anno scorso con la primavera, che Pisacane sia arrivato in prima squadra anche per questo motivo, nel senso che siamo passati da Ranieri, che comunque era uno che dava importanza a tutti, dal magazziniere fino al più importante della squadra, a magari Nicola, che in realtà era molto inquadrato e quindi era molto rigido e si faceva come diceva lui, ok? Quindi Pisacane, secondo me, da questo punto di vista è stata la svolta, nel senso si è cercato di riportare la serenità, quella passione per la maglia che c'era in primavera anche in prima squadra, e secondo me in parte ci si è riusciti. È chiaro che un allenatore giovane deve avere il tempo di sbagliare, anche se comunque in una realtà come Cagliari, dove comunque Cagliari, ma come anche tutte le altre realtà che lottano per la salvezza, gli errori si pagano a caro prezzo. Però è anche vero che poi dopo comunque la squadra è sempre stata con lui, anche comunque, come hai detto te, quando ci sono state panchine di giocatori che fino a quel momento erano fondamentali come Luperto. Cioè, a me il giocatore mi è sempre sembrato sereno, nel senso che comunque non ha mai creato polemica e comunque anche l'allenatore in sé ha sempre cercato di coccolarlo e coccolare tutti gli altri. Faccio l'esempio, cioè secondo me per esempio uno su cui la società nei piani iniziali aveva puntato era Mazzitelli, per il centrocampo, per l'esperienza che ha, per quello che ha fatto in altre realtà come Frosinone, dove comunque è un giocatore abituato a lottare per l'obiettivo salvezza e che ha sempre fatto il suo, facendo anche qualche golletto, quei 5-6 golletti a stagione li faceva. Quindi poi magari ti ritrovi che magari o è infortunato oppure comunque non riesce a dare il meglio di sé in allenamento, guarda anche Chiriksoi, ci sta che poi l'allenatore debba prendere delle scelte. Poi io sono dell'opinione che noi da esterni valutiamo e vediamo solo quello che c'è in campo durante la partita,
però l'allenatore li vede H24, hanno i GPS, ormai non è più come una volta, cioè ora con i GPS non si mente più, cioè loro sanno veramente chi sta dando il massimo, chi è in forma in quel momento, chi in quel momento deve stare in panchina e così via. E poi torniamo sempre al discorso che ogni scelta dipende da tante cose, dipende dall'avversario, dipende dal tipo di gioco che vuoi dare alla squadra. Quindi ora parlo un po' da allenatore, però è così, cioè nel senso che comunque noi da giornalisti, noi esterni, valutiamo quello che si vede nei 90 minuti della partita, ma il 99% del lavoro è fatto in settimana. E quindi se Luperto quelle 2 partite se le fate in panchina è perché magari in quel momento non era al 100%. E proprio perché comunque era un periodo in cui il Cagliari doveva per forza uscirne fuori, non poteva permettersi di avere giocatori non in gran forma. Poi adesso ti sei ritrovato questo ragazzino che in 2 partite ha dimostrato di avere la testa giusta e la grinta giusta, magari può essere un'arma in più per far rifiatare qualche difensore o per tornare alla difesa 3 come voleva fare lui inizialmente, Pisacane. Sì, poi anche vedendo anche l'infortunio di Mina, tra l'altro, che non ti dà queste garanzie, è giusto avere una valida alternativa o un valido supporto, mettiamola così. Vabbè, Mina è croce delizia, nel senso lui è arrivato, è sempre stato così. Io mi ricordo Ranieri che diceva comunque lui Mina non ce l'aveva mai in allenamento, era sempre lavoro a parte. Sì. E quindi, però in partita giocava perché comunque ti faceva la differenza. E anche lì torniamo al discorso che comunque avere un'alternativa in più ti permette anche di far rifiatare certi giocatori che fisicamente non riescono a farti tutte le 38 partite. Sì, tra l'altro poi oltre che appunto la testa e la grinta giusta, aggiungo anche la gamba, perché comunque insomma ha giocato tutti i 90 e passa minuti contro la Roma, nonostante avesse giocato un'ora contro il Napoli. Parliamo di Rodriguez ovviamente, giusto che non abbiamo fatto il nome, però era chiaro che stessimo parlando di lui. Cioè, di fatto non avevi mai visto campo, non aveva mai visto campo in queste ultime 2 partite, le ha giocate entrambe. Io credo davvero, poi ovviamente è ancora molto presto per dare giudizi. E non partitelle, perché infatti giustamente, come ha detto Pisacane, secondo me lì ha fatto anche bene a prendersi un po' di meriti. Ha detto, io sono abituato a lavorare con i giovani e comunque nel 2005 alle prime partite in Italia ha giocato contro Napoli e Roma e ha fatto bene, quindi insomma sicuramente è un'ottima iniezione di fiducia questa per quanto riguarda Rodriguez, che ieri, no, Luca, nei cartelli di Cagliari Social Arena abbiamo scritto, come sempre un po' esagerando, perché lo facciamo apposta, è nata una stella col punto di domanda, però effettivamente fin qui, nelle 2 partite che ha giocato, ha dato soltanto praticamente indicazioni positive. Certo, alcune letture, insomma, si vede che è ancora giovane, però ragazzi, cioè, ha la testa giusta e questo secondo me è fondamentale. Ha annullato Sule e anche questo non era facile, visto quanto Sule negli ultimi anni ha saputo far male al Cagliari, e quindi vediamo un po'. Per cui questo è un po' il discorso generale. Anto, ti salutiamo chiedendoti, vabbè, intanto ovviamente facendo i complimenti anche alla Costa Orientale Sarda, di cui tu sei anche il responsabile della comunicazione. Una bella vittoria scusatemi, una bella vittoria anche domenica. Si continua, no, in questa linea di buoni risultati scusa, di buoni risultati in questo inizio di stagione. Come sai, a noi fa sempre piacere raccontare cose belle per quanto riguarda le squadre sarde, ma vi ricordo proprio di Atalanta che il COS fa anche parte della The Academy, quindi del sistema di Academy proprio dell'Atalanta, e che qualche settimana fa si è tenuto un bel corso, insomma una bella iniziativa con il responsabile dell'attività di base dell'Atalanta, quindi continua anche questa bella collaborazione. Eppure però ti chiedo, quindi sabato che partita ti aspetti? Con l'Atalanta, di cosa stiamo parlando? Del Cagliari o della Costa? Del Cagliari.
No, beh, allora sicuramente come ho detto non sarà semplice perché comunque andiamo in uno stadio molto difficile sia per calore che per blasone dell'avversario. E diciamo che secondo me da parte del Cagliari c'è l'umore giusto per poter fare una bella partita, perché comunque arrivi da due belle partite, due partite importanti, una al Maradona e una in casa con la Roma, che ti permettono di andare anche con una certa arroganza da un certo punto di vista, nel senso che comunque vai con la voglia di chissà che ha già fatto bene con due grandi e può fare ancora bene. È chiaro però, come torniamo al discorso di prima, che tutti devono dare il 100%, perché il Cagliari non può permettersi un Foloruncio al 70%, un Luperto al 70%, perché questo lo sappiamo, ti spinge poi a dover, cioè rischi che ti salta un uomo, ti salta il reparto, ok? Quindi con l'Atalanta, quando hai gente come Lukman, De Ketelaere o se gioca anche Kristovic, comunque sono giocatori di una certa pericolosità e non ti puoi permettere assolutamente il minimo passo falso. Vediamo. Io mi auguro che i ragazzi facciano una bella prestazione, che l'Atalanta arrivi un po' stanca mentalmente dopo le fatiche col Chelsea e poi comunque anche loro hanno un po' di pressione addosso per una classifica che ancora non si stanno mettendo come avrebbero voluto loro inizio stagione, quindi non è semplice, insomma, anche perché l'obiettivo è andare in Champions per loro, per poter continuare sulla falsariga degli ultimi anni. Hanno 11 punti dalla quarta, che in questo momento è la Roma, quindi anche loro non sono serenissimi, ecco, mettiamola così. Quindi questo potrebbe essere un punto a favore del Cagliari, però le partite si giocano, quindi a chiacchiere siamo tutti buoni a valutare. Obiettivo sorpasso, dai Anto, diciamolo, obiettivo sorpasso, sì, per non mettere pressione tendenzialmente. No, dai, io sono fiducioso, però poi dopo, sai, non si sa mai come va a finire. Anche a Como siamo arrivati io e te, ti ricordi che non eravamo molto convinti, e alla fine siamo riusciti a strappare un buon pari. E magari riuscivi anche a portare a casa qualcosa in più se non ci avessero tolto quello il gol. Sì, hai ragione. Però dai, le partite, il bello del calcio è così, cioè un Verona che ti vince con l'Atalanta, un Cagliari che vince con la Roma, quindi niente scontato. Ieri il Milan stava perdendo 2-0 col Torino dopo 20 minuti, quindi niente scontato, e tutto starà nel modo in cui approcceranno la gara e il modo in cui vorranno fare la gara, perché il Cagliari secondo me è una squadra che comunque non può permettersi di impostare il gioco ancora, perché comunque ancora non ha le individualità a centrocampo per poter fare questo tipo di gioco, scusate il termine, la ripetizione delle parole, però è una squadra che con le grandi può stare bella lì sorniona e poi magari colpire in contropiede, perché comunque la velocità dei suoi giocatori ce l'ha davanti, quindi chissà. Molto bene, Anto. Esatto, questa massima. Anto, grazie, ti salutiamo con questa grazie massima. Grazie a voi, buona giornata. Gianluca che dice con un po' più di capelli assomiglia a Borriello, quindi faccio un pensierino eventualmente. Eventualmente faccio un pensierino. Va bene, Antonio Farino, grazie davvero di essere stato con noi. Grazie mille. Un abbraccio, buon lavoro. Ciao Anto. Ciao. Eccoci qua, allora come ogni martedì arriva la rubrica più attesa da tutto il mondo, cioè da me. Andiamo. Buongiorno! Come stiamo? Ma io sono disperato in realtà perché... Immagino. Perché domenica ho pranzato un po', ho fatto il classico pranzo della domenica, ok? Quindi ecco. un po' pesante e mi sono appisolato. No. E ho fatto un sogno. Ho sognato che il Cagliari entrava e dominava una partita incredibile con prestazioni
al top di Luperto, Rodriguez, De Iola, Rinato Foloruscio, ho sognato che la Roma non faceva praticamente manco un tiro in porta, che vincevamo questa partita e poi mi sono svegliato ed era tutto vero. Questo cosa vuol dire? Che ogni volta che gioca il Cagliari ti devi sazzare a manetta, capito? No, Questo è il la problema. verità è che domenica, dalla tensione, io non manco mangiato praticamente, ed ero di fronte a DAZN dall'1:30. In attesa così. Del collegamento. Perché in realtà nell'aria questa cosa c'era. Nel senso, ci sono quelle partite, è una sensazione che io ho imparato a riconoscere durante il primo tempo di Cagliari-Parma dei playoff di Serie B. Ho imparato a riconoscere quella sensazione che c'è nell'aria, nell'atmosfera, che frigge quando sai che le cose andranno bene. Nella partita che ho citato, in quel caso perdevamo 2-0, abbiamo vinto 3-2. In quel momento allo stadio nessuno aveva il dubbio che il Cagliari avrebbe vinto quella partita, neanche sul 2-0. Quindi c'era proprio quell'aria, ok? Di chi sa che quella partita non solo non si perde, ma si vince. Ma quando è nata questa vittoria? Questa è la domanda. Questa è la domanda che, a cui molti hanno dato una risposta, secondo me, parziale, se vogliamo, se non errata. Perché molti dicono, la svolta del Cagliari è arrivata proprio con questo atteggiamento, questa vittoria che è arrivata con la Roma, ma noi è arrivata in realtà con la prova convincente di Napoli, da cui siamo usciti con un punto. Nel senso, agli atti è 1-1 agli atti. Virtualmente siamo usciti da quella partita con un pareggio, non con una sconfitta, e tra l'altro con un errore dell'eroico Felici, che va con un crociato a partito a tirare un calcio di rigore. A un altro a cui non gli si può dire niente ovviamente è Luvumbo, che ha tirato un calcio di rigore dopo aver giocato 100 minuti di partita da difensore praticamente, quindi con l'intensità di dover contenere. Ma è sbagliato anche questo, secondo me. E voglio affrontare questo argomento perché diventi più facile per tutti saper individuare in quali momenti difficili ci sono le svolte delle stagioni e a volte anche delle carriere. Perché la maturità noi non la troviamo con la consapevolezza della prestazione di Napoli, con la consapevolezza della prestazione di Cagliari contro la Roma. La svolta la trovi sempre negli errori. I grandi sportivi, le grandi carriere sportive, chi ha fatto sport ad alti livelli lo sa, è l'errore che ti insegna più di 1000 vittorie o più di 1000 passaggi fatti bene o più di 1000 gol venuti alla grande. Noi abbiamo la svolta della stagione del Cagliari è arrivata con il gol preso a Torino dopo 30 secondi. Perché lì tu hai quell'errore, quella ingenuità, ti fornisce tutti gli elementi per fare un'analisi che sia scevra da ogni forma di giustificazione. Perché ovviamente l'errore, chi lo commette tende in primis a giustificarlo, anche quando dice che non è così, anche quando dice che non ci sono giustificazioni. In realtà dentro di noi cerchiamo di giustificarci l'errore. Quell'errore è stato un errore che ha permesso ai ragazzi, all'allenatore e forse anche alla società e a tutti quanti di vedere quali erano i nostri limiti. Ve lo ricordate il raccontino bellissimo di Gigi Riva che racconta l'esordio del Cagliari in Serie A, credo fosse la stagione 64-65, e dice: siamo entrati in campo infogati, persi, abbiamo segnato,
non abbiamo fatto in tempo a finire di esultare che avevamo già preso gol. Benvenuti in Serie A. Questo racconto lo trovate per esempio anche su Sfide, lo vedete, l'ha detto diverse volte, e lui tra l'altro in uno dei rari momenti in cui raccontava le cose ridendo. Era un aneddoto molto divertente per lui. Però la verità è che sono questi quando tu esci dal campo dallo stadio della Juve, perdendo 2-1, giocando, se vogliamo, anche abbastanza bene, prendendo 2 gol così, tu lì ti dici, cazzo, qui dobbiamo svoltare. Cioè lì tu entri nello spogliatoio, ti guardi negli occhi e dici, ragazzi, ok, cosa dobbiamo fare perché queste cose non accadano più? E da lì noi abbiamo visto dei piccoli miracoli, perché ci sono dei piccoli miracoli. Per esempio, Rodriguez è un piccolo miracolo. Sì. Senza ambientamento, fa 2 partite per 90 minuti ed è uno dei migliori in campo. Tra l'altro vogliamo dire questa cosa romantica su Rodriguez, che assomiglia un po' ad Astori. È vero. Che assomiglia un po' ad Astori. Mi fa venire, mi commuove. Mi commuove questa cosa che è così, questo sorriso, questa purezza nello sguardo. Sì, poi c'è proprio questa somiglianza somatica, questi tratti che lo ricordano un pochino. Mi fa veramente piacere e mi chiedo, chissà, se un giorno potremo vedere i 3 centrali, Mina, Luperto e Rodriguez insieme. Secondo voi sono compatibili? Nel senso, si può fare oppure troppo 3 centrali? Guarda, il discorso è quello che tu giocando a 3 con loro 3 dovresti mettere Luperto a destra, quindi da mancino a destra con un destro al centro, perché Mina a destra non gioca, sì, perché deve giocare al centro con i 3. Sì. Quindi secondo me in teoria si può fare tutto, perché Gasperini ci ha giocato una vita con Palomino braccetto destro e sappiamo bene che, che è mancino. Bisogna capire se si riesce. Poi io credo che la risposta data da Rodriguez in campo poi porti anche a poter prevedere eventualmente più avanti un sacrificio tra Mina e Luperto più avanti, chissà. No, quello certamente. Ricordiamoci anche che Mina più avanti con l'età, Rodriguez può rappresentare una parte del presente, ma hanno 10 anni di differenza. Dovrebbe esattamente rappresentare il futuro di questa squadra, che a questo punto io mi auguro sta succedendo una bella cosa, perché sai quelle piccole anzi 11, perché del 94 Mina 11 anni, esatto. Sì. Sta succedendo una cosa molto interessante con l'arrivo degli americani, e se dovessimo fare magari qualche altro punto da qui alla fine dell'anno, mi auguro che arrivino, perché poi noi adesso andiamo a Bergamo con tutto da guadagnare, perché chi non avrebbe messo la firma per 3 punti in queste 3 partite? Penso che chiunque avrebbe messo la firma per 3 punti in queste 3 partite. Matteo Zizzo l'ha detto, 4 punti aveva detto prima del trittico, però lui pensava di fare un punto a Torino. Quindi sì, ci sta. E di vincere con la Roma, pensava? Sì, lui ha detto delle 3 dove si poteva fare punti era con la Roma, incredibilmente. Ok. Beh, però ci stava la partita in casa, ma da quello che abbiamo visto, intanto è stato bellissimo vedere Pisacane, l'esordiente, dare lezioni di calcio a 2 maestri del calcio italiano, che sono Antonio Conte e Gasperini. Io sono sempre contento quando rendiamo tristi Conte e Gasperini, un pochino. Bellissimo. Sempre un po' contento. Non è in maniera seria. Io sono sempre contento. Per fare contento un bambino, in questo caso il piccolo Alessandro, per fare contento. Sì, sono proprio allora, perché diciamo, Conte sono quegli allenatori che quando ce li hai contro ti stanno antipatici.
quando ce li hai in squadra ovviamente li difendi a spada tratta, però sono quei tipi di allenatori lì. Anche se ti posso dire, Ale, che anche chi è a favore di Conte, insomma, con certe situazioni non è che gli stia tanto simpatico. No, vabbè, ma i vincenti sono così, ragazzi. Cioè, i vincenti sono così. Sì, anche Allegri, Mourinho, cioè nel senso... Ci sono vincenti che mi sono stati più simpatici. Lo stesso sì, quello senza dubbio. Ancelotti, Capello, ma lo stesso Sacchi, guarda, che comunque... bella lotta, sì. Però per esempio già Lippi, capito? Pochino, però dai, stiamo parlando di tutti di grandissimi di maestri del calcio, e che chissà un domani il Cagliari non possa diventare una di quelle piazze che può anche avere in panchina allenatori di questo livello, sperando sempre con la speranza che invece arrivi Antonio, siamo in due. Sì. Che arriva, siamo in tanti secondo me, che arrivi magari, io sogno un Cagliari come il Manchester United di Ferguson, quindi in cui Pisacane sta 20 anni in panchina. A me piacerebbe, devo dire la verità, mi piacciono quegli approcci un po' vecchia scuola, in cui gli allenatori entrano dentro la società a lungo respiro e diventano anche formatori, e mi piacerebbe un Cagliari di questo tipo. Ma torniamo a bomba, arriva gennaio, sta arrivando gennaio e quindi si apre il mercato, e forse abbiamo anche qualche soldino in più, visto che sono arrivati gli americani, e quindi chiediamo insomma a Fiori, insomma, se si può fare anche così questa iniezione di fiducia anche, no, visto che comunque davvero fra Belotti e Felici ovviamente ci priviamo di due pezzi importantissimi sullo scacchiere. Mi auguro che poi quando arrivando adesso gennaio si possa fare qualcosa affinché con limiti sempre del mercato di gennaio, però sappiamo anche che ci sono delle buone squadre che hanno ragazzi non contentissimi perché magari stanno giocando poco, e sappiamo che questo è il momento in cui si può approfittare. E perché dico facciamo qualche altro punto, speriamo di fare qualche altro punto e magari di addirittura di mettere almeno un piede nella parte destra della classifica, nella parte sinistra della classifica, perché diventiamo appetibili per tutta una serie di giocatori che possono sperare di avere una vetrina interessante nel Cagliari nella seconda metà della stagione. Sto pensando già a questo, ecco, io non mi soffermerei tanto su una vittoria di cui appunto si è parlato tanto, ci ha entusiasmato tantissimo, ma iniziamo a far diventare normali queste partite. Bravo. Iniziamo a dire anche che stiamo semplicemente raccogliendo ciò che è stato seminato, e questo, quello che è successo domenica, non è una cosa eccezionale, ma è figlia del lavoro. Dobbiamo normalizzare queste partite. Questa è la vera svolta psicologica che fa un club, che fa anche quello che deve succedere nei dirigenti, anche nel presidente, questo deve succedere. Ma io credo non è un caso che lo abbia detto Giulini, cioè infatti, che Giulini abbia detto esattamente queste parole poi nel fine di partita, e questo è un cambio secondo me abbastanza epocale. Certo. Sono settimane di cambi, di svolte veramente importanti anche nella comunicazione, perché prima ci siamo passati dalla salvezza del nostro scudetto a non dobbiamo fermarci, cioè non dobbiamo accontentarci di una vittoria contro la Roma, per quanto sia bella, per quanto sia da ricordare e via dicendo. Ed è un po' quello che dicevamo Diablo anche durante le scorse settimane, no? Cioè la crescita di una squadra, di un club, di una società, di una piazza passa anche da questo, solo che tu devi cementare le fondamenta, perché se no poi alla fine queste vittorie saranno soltanto fuochi di paglia e a poco serviranno, se non a un piacere effimero dovuto, no, al momento e via dicendo. Però insomma non vogliamo tra 3 anni ricordare ancora. Vi ricordate la bellissima vittoria con la Roma? Sarebbe bellissimo se questa vittoria si perdesse dentro un mare
iniziò tutto da quella partita. Che forse possiamo dire iniziò tutto da quella partita, mi auguro che lo potremmo dire, però teniamoci conto, questa credo che sia l'11ª stagione della proprietà Giulini, stanno succedendo tantissime cose, lo stadio, i nuovi soci, l'allenatore esordiente, quindi la manifesta filosofia, nuova filosofia di questa società, quindi direi che se si può parlare di anno, cioè se siamo in grado, anche se ci siamo immersi fino al collo, di vedere questo come un anno di svolta, diciamo così, potenzialmente questo è il vero anno della svolta, che è quello che doveva succedere secondo le previsioni, diciamo, ingenue del primissimo Giulini, quando disse che l'anno della svolta doveva essere l'anno del centenario. È evidente. Poi arrivò il Covid, sappiamo cosa è successo. Sì, ma anche un po' prima, secondo me arrivò Lecce e poi sappiamo cosa è successo. È vero. Prima del Covid. Non vedo l'ora di intervistare qualche ex calciatore del Cagliari in podcast per parlare di quella stagione, perché ancora l'unico con cui se ne potrebbe parlare è Pavoletti, che c'era e non c'era, però ancora non è un ex giocatore Pavoletti, quindi sono cose... Pisacane. Pisacane, è infognato, non si può... Va bene. A Pisacane ancora non si possono fare queste si possono domande. chiedere queste cose. O forse, guarda, sapete a chi lo chiederò? Lo chiederò direttamente al presidente quando sarà il momento. Esatto, mi sembra un'ottima idea questa, caro Ale. Anche perché mi sembra che sia in una fase di grande onestà intellettuale, quindi è un buon momento per fare domande anche un po' scomode, perché sicuramente ci sarà anche qualcosa di scomodo dietro quella vicenda, insomma. Assolutamente sì. Detto questo, andiamo, non vedo l'ora che sto fremendo, non vedo l'ora che sia sabato, veramente una voglia di rivedere il Cagliari in campo che è fortissimo. Intanto domani mi sa che vado a trovare i ragazzi che fanno al centro sportivo per voglio sentire le sensazioni. Voglio sentire, sì, voglio vederli sorridere, voglio vederli insieme, voglio vederli proprio voglia di sentire il cemento che si sta creando, bello che si sta creando nella squadra, nello spogliatoio, e poi che arrivi sabato e poi che arrivi martedì. Assolutamente sì. Ale, grazie davvero, grazie a Alessandro Spedicati, Diablo, ci vediamo martedì, è sempre un piacere. Commenteremo, vedremo se le sensazioni effettivamente poi saranno state confermate. Grazie Diablo, un abbraccio. Ciao Ale. Ciao. Eccoci qui, ma che bel martedì ragazzi, ma lo chiudiamo in bellezza e in capelli con il nostro Vincenzo Di Monte, collega della Rai. Ciao Vince, come stai? Buongiorno ragazzi, tutto bene? Che bello sentire la voce. Va bene l'audio? Va benissimo. È perfetto, grazie per la l'ultima volta c'erano stati problemi tecnici con un telefono che morì proprio durante la diretta. Esatto. Morì perché lo lanciasti in terra, così lo frantumasti. No, ci abbandonò, per obsolescenza programmata era previsto che salutasse proprio in quel momento, sì. In quel momento, assoluto. Vai Lucone, inizia tu. Vince, ci siamo visti anche domenica per la partita della Roma, insomma era una vittoria. Ahimè, l'ha già rimosso, ci sta. Insomma, è una vittoria, possiamo dire, assolutamente inaspettata, è una prova del Cagliari, possiamo dire anche la migliore, sicuramente in casa la migliore. Io ho il dubbio con la trasferta di Lecce, però visto anche l'avversario, sicuramente quella con la Roma, e visti anche i 79 giorni senza vittoria, che ha un'importanza più alta sicuramente rispetto alla sfida di Lecce.
è vero, c'è stata la vittoria contro la Roma, ma tutti siamo della stessa opinione, ci vuole la continuità per non far rimanere la vittoria contro la Roma fine a se stesso. Quindi ti chiedo, quali sono le tue aspettative dopo questa partita contro la Roma? Allora, premetto che ho sentito, diciamo, gli ultimi 5-6 minuti dell'intervento di Diavolo, sono d'accordo con tutto quello che ha detto, a partire dal fatto che domenica si respirava un'atmosfera allo stadio che veramente testimoniava di quanto il pubblico fosse convinto che la partita sarebbe finita bene, esattamente come era successo proprio in quello scontro playoff in Serie B contro il Parma, perché si sentiva uno stadio che continuava a sostenere la squadra. Non so se avete fatto caso anche voi, insomma, che nell'ultimo periodo a un certo punto lo stadio si zittiva, nonostante il risultato fosse in bilico, comunque contendibile. Per esempio anche contro il Genoa è successo. Invece contro la Roma lo stadio ha continuato insomma, a sostenere i ragazzi. Questo è perché chiaramente si vedeva in campo una squadra che era veramente molto viva, addirittura dominante a tratti. È stata una grande vittoria, sì, però non dobbiamo come dire, ignorare il clamoroso blackout della Roma. Come altrettanto allo stadio Maradona, il Cagliari ha fatto un'ottima partita, non dobbiamo ignorare che il Napoli, soprattutto nel primo tempo, è stato un Napoli che ha lasciato molto sul campo, ha evitato di fare pressing offensivo. Quindi molto bene il Cagliari. Io credo che Pisacane sappia benissimo, e sa benissimo anche tutto il gruppo giocatori, che loro sono stati molto bravi a fare la partita che dovevano fare, esattamente come l'hanno preparata, ma probabilmente per dare continuità a questo tipo di risultati ci vorrà una continuità dentro la partita, di riuscire ad essere per tutti i 90 minuti ad un livello molto alto, non solo perché gli avversari te lo stanno concedendo eccezionalmente, come è successo nel primo tempo di Napoli o in tutta la partita contro la Roma, perché oggettivamente è stato così, ragazzi. Cioè, la Roma non si è presentata in campo e quindi, diciamo, è necessario fare quel salto di qualità, che è un salto di qualità parzialmente anche atletico, fisico, se vogliamo. Questo però non lo possiamo sapere, perché non conosciamo nel dettaglio le metodologie di allenamento e le tabelle di marcia atletiche che ha lo staff tecnico e di Pisacane, ma sicuramente dal punto di vista psicologico. Quello lo possiamo osservare anche noi. E io, diciamo, facendo la tara, insomma, questa vittoria che è stata straordinaria, ultra meritata, conquistata, voluta e anche dal punto di vista ambientale richiamata in qualche modo, ho visto delle cose importanti, degli atteggiamenti che sicuramente fanno ben sperare per l'immediato futuro. In particolare ho visto un Borrelli decisamente a livello della categoria contro la Roma, anche perché per quanto riguarda, mentre il discorso generale della Roma che non si è presentata si può fare per la squadra, per quanto riguarda, diciamo, l'attaccante Borrelli, comunque c'aveva due fior di difensori che stavano come indicare Mancini. Effettivamente Borrelli ha giocato molto bene di sponda, ha fatto salire molto bene la squadra, e poi in un paio di occasioni, magari la prima per limiti tecnici, quando insomma ha aspettato troppo per andare a concludere di sinistro, che non è il suo piede, aspettava che la palla si posizionasse nel migliore dei modi. Nella seconda occasione un po' per egoismo, perché è andato a concludere sul primo palo, quando invece magari poteva temporeggiare e servire un compagno a rimorchio. Però in entrambe le occasioni secondo me ha dimostrato che sta un po' entrando nella parte, tra virgolette, usiamo questa metafora teatrale, insomma si sta convincendo che deve recitare il ruolo di centravanti di una squadra che disputa un campionato di Serie A, e secondo me nella partita con la Roma, ancor più che nella partita contro il Genoa che ha fatto doppietta, nella partita contro la Roma secondo me si è visto un Borrelli veramente, come dire, all'altezza della situazione, e poi tante altre individualità straordinarie che sicuramente sono una base importante su cui mister Pisacane può
pensare di riuscire a costruire una squadra che sia convinta partita dopo partita di mettere in campo una grande prestazione e conseguentemente anche conseguire dei risultati. Ovviamente ci saranno gli avversari prima o poi, perché la Roma, scusate se insisto, ma cioè, la Roma oggettivamente non è stato un avversario, però insomma questo non per sminuire la prova del Cagliari, perché poi poteva anche accadere che pur senza un avversario in campo il Cagliari si perdeva, ma questo non è accaduto, quindi ma ci sono delle individuali importanti, Palestra che ci lascerà a fine stagione, ma insomma è un valore aggiunto veramente clamoroso. Direi. Palestra è sempre più forte, ogni partita che passa è sempre più forte, e comunque per quest'anno è del Cagliari, quindi godiamocelo. Una dopo a centrocampo, insomma, che è tornato ad un ottimo livello. De Jong effettivamente è un giocatore importante, un Rodriguez in difesa che sì, ha fatto 2 ottimi esordi, per fortuna sono venuti in queste partite che lo hanno aiutato, diciamo un Napoli che non era proprio così aggressivo nell'ultimo terzo di campo, e una Roma che oggettivamente insomma molto molto leggera in attacco, però bene che sia accaduto questo, così Rodriguez ha potuto come dire, pensare di se stesso, dopo non aver giocato i primi 4 mesi, di poter essere un giocatore che dentro la difesa del Cagliari, una difesa di una squadra di Serie A, può senz'altro dire la sua. Poi chiaramente tornerà Mina e lui ricomincerà insomma ad avere un minutaggio inferiore, però molto bene che abbia avuto la possibilità di esordire in questo modo. Quindi ci sono sicuramente motivi per essere ottimisti per il futuro, ma senz'altro insomma sono molto d'accordo con Pisacane quando lui ci tiene a mantenere un po' i piedi per terra, ad essere realista, e io l'ho detto insomma ieri al nostro telegiornale, l'appello di Pisacane insomma a mantenere unito l'ambiente. Insomma c'è stata questa grande vittoria, lui non ha voluto cavalcare la vittoria, non ha voluto intestarsela, non ha voluto fare proclami, ma ha approfittato di questa situazione di grande euforia, di festa e di gioia per rinnovare l'appello all'ambiente rossoblu. Lavoriamo tutti nella stessa direzione. Adesso non è che siccome oggi abbiamo vinto e allora Pisacane è bravo, il Cagliari è forte, perdiamo la prossima partita, Pisacane se ne deve andare, i giocatori non sono all'altezza. Cerchiamo di rimanere sempre sintonizzati su questa scia positiva, di credere fermamente nel progetto, nel gruppo, e ci sono delle possibilità poi di raggiungere a fine stagione l'obiettivo, magari anche in anticipo o levandosi qualche soddisfazione in più, che possono essere semplicemente vincere delle partite che non ti aspetti, come quella in casa contro la Roma, perché se non ricordo male l'ultima volta che il Cagliari ha battuto una squadra, correggetemi se sbaglio, vado a memoria, l'ultima volta che il Cagliari ha battuto una squadra della parte sinistra della classifica è successo contro il Bologna, l'ultimo anno di Ranieri, insomma l'anno di Serie A di Ranieri, con l'unico gol di Petagna di quella stagione, se non ricordo male. L'ultima era forse Cagliari-Atalanta di Gasperini. Atalanta aprile 2024, sempre di Gasperini. Da Gasperini a Gasperini. Sì, sì, ci fu un'altra bellissima, con Viola che fece il gol di testa, sì. Esatto. Sì. Era già diciamo un po' a fine stagione, quindi magari sono delle situazioni diverse, però sì, effettivamente era sempre lo stesso campionato. Sì, certo. Sì. Il campionato di Ranieri in Serie A. Esatto, quindi l'anno scorso è mancato un risultato come questo, l'anno scorso è mancato. Sì. Ed è comunque sono comunque dei segnali importanti, perché le altre squadre, per esempio, lo hanno fatto. Adesso la Cremonese insomma ha battuto il Milan. Se vogliamo parlare del Torino, che ormai chiaramente diciamo nell'ottica di disputare quel tipo di campionato, anche il Torino insomma i risultati importanti che ha fatto li ha fatti contro squadre della parte sinistra della classifica, quindi senz'altro sono dei risultati che possono aiutare il gruppo a pensarsi come un gruppo all'altezza dell'impegno. Quindi sì, molto importante fare i risultati con le dirette concorrenti, però se arrivano anche queste partite che ti danno quella consapevolezza
in più, ben venga, perché sono quelle che magari ti possono aiutare a fare quello step successivo, a crescere un qualcosa in più per la stagione che stai facendo e magari mettere le basi per le stagioni future, come ci si augura che accada, visto che, come ricordava Diablo prima, insomma, possiamo pensare di essere addirittura in un anno zero, in un anno della svolta, con un Cagliari che cambia, Cagliari che si dà questa filosofia, progetto giovani, giocatori creati in casa, allenatore creato in casa, nuova partecipazione societaria, lo stadio che si pensa che sia in arrivo, con tempi che non siamo in grado di prevedere, però ormai tutti sono convinti che i cantieri verranno aperti, quindi in una stagione come questa fare qualcosa che è mancato nelle ultime stagioni può essere importante, insomma, per poi andare a raccogliere i frutti nel prossimo futuro. Ci sta, però io ti chiedo, sul discorso, è ovvio che con la Roma possiamo dire che è stata la partita perfetta. Non ci Ti sto sentendo molto male, Luca, no? Non credo. Davvero? Tu come mi senti, Fra? No, io ti sento bene. Io ti sto sentendo male voi due. Tutti e due, bene, molto perfetto. Bene. Ringraziamo ancora la signora Stream. Signora Stream è molto simpatico. Come ci senti adesso? Ho tolto le cuffie. Adesso senza cuffie. Ok, diciamo, vai. Sul discorso della Roma è vero che è stata la partita perfetta, senza errori, giocatori che hanno recuperato la forma, la condizione, la voglia, la garra, però è ovvio che tutto questo passa da un discorso di continuità, perché altrimenti, vedendo anche le altre squadre, perché è vero, tu hai citato il Torino, ieri 2-0, poi ha perso 3-2, tante squadre che lottano per la salvezza sono riuscite magari a prendere dei punti non previsti. È ovvio che un campionato rispetto agli altri anni, perché io vi dico la verità, io non penso che la Fiorentina sia la Cenerentola del campionato, come è successo magari altri anni. Quest'anno ci sono tante squadre, pensiamo che sono in 4 a 14 punti, il Pise a 10 punti, neopromossa, c'è il Verona che ha vinto contro l'Atalanta, prima vittoria dopo 14 giornate, quindi è una classifica di alti e bassi, dove fai 2 vittorie, ti porti in alto, fai 2 sconfitte, ritorni in basso, perché ormai lo sappiamo, è proprio Serie A1 e Serie A2, questo mi pare abbastanza scontato, però proprio per questo è fondamentale trovare la continuità, e secondo me la continuità in una squadra come il Cagliari la trovi partendo dai punti fissi, dai punti di forza, dare continuità anche a delle formazioni, a dei giocatori in determinati ruoli. Io quello che ho visto contro la Roma, che non mi aspettavo questo approccio, questa intensità. Allora perché probabilmente sarà una domanda che chiederò a Pisacane, che cosa è successo? Cosa è cambiato? Perché dal nulla giocatori che quasi non si reggevano, perché io sono stato uno forse dei peggiori contro Foloruncio, perché io ho tante aspettative su di lui, ma contro la Roma era un altro Foloruncio, al di là di quello che è successo, che fa Cina. Ne parleremo. Sì, quello è vero, ragazzi, però aspetta, Vince, scusa un secondo, Luca mi ha scritto Ivan Paone per ringraziarti della domanda concisa. Così. Prego Vince, scusa, no, ci tenevo perché insomma, Luca poi se no perde il filo. No, allora... no, la continuità è che bisogna partire dai giocatori. Ancora! Perché la domanda è chiara, è lunga ma è chiara. Fai rispondere Vincenzo. No, allora... Vince, perdonalo perché insomma... Non sa quel che dice. Sì, hai fatto bene a citare Foloruncio. Foloruncio è uno di quelli che è piaciuto molto alla Roma. Vado a memoria, è accaduto nel corso di questa stagione, anche in altre occasioni, che Foloruncio sia andato piuttosto bene contestualmente all'assenza di un giocatore a centrocampo. E forse era un giocatore particolare, forse era perché la partita richiedeva quel tipo di approccio. Sto parlando di Prati, che effettivamente presentandosi così contro la Roma, con non più con il regista in mezzo, insomma, ma con fondamentalmente i 2 mediani muscolari che cercavano insomma di schermare per prendere
degli uomini a centrocampo, Folorunsho forse ha avuto più protezione dietro e ha potuto fare qualcosa che si vede di più, perché poi tutti quanti abbiamo la tendenza a giudicare i giocatori quando hanno la palla, no? È più difficile dare un giudizio oggettivo dei giocatori quando non hanno la palla. Quella è una cosa chiaramente che possono fare i tecnici più esperti, insomma chi si occupa di calcio anche per mestiere sul campo, e quindi può essere che un Folorunsho così libero e così convinto e così fresco e lucido per riuscire ad essere molto incisivo nell'ultimo terzo di campo, comunque nella metà campo avversaria, e anche perché aveva una protezione maggiore dietro e si sentiva meno vincolato, insomma, a dover. Però ti sentiamo male, Vince, lo sai? Adesso mi stai sentendo? A tratti, non so che cosa sia successo, però... Può essere la connessione. Va meglio? Prova adesso, sì? prova. Sì, sì, ora meglio? Ora meglio. Ti vediamo sì, peggio, ma meglio come audio. Ok, e quindi sì, diciamo, per quanto riguarda il discorso che fai tu, continuità di formazione, è molto molto corretto, e infatti credo che ci sia da fare delle riflessioni anche alla luce, insomma, della partita che abbiamo visto contro la Roma, se effettivamente la presenza di un giocatore come Prati nella formazione titolare sia così necessaria e sia senz'altro un valore aggiunto, o se invece questo Cagliari può giocare meglio con un centrocampo a due, fondamentalmente, perlomeno in fase di costruzione, che non preveda un regista puro, un centrocampista centrale come di fatto è Prati, perché quando l'abbiamo visto in altro ruolo effettivamente non ha convinto molto, tant'è che nella partita contro la Roma, quando serviva andare a giocare uomo contro uomo, la scelta di Pisacane è stata quella di toglierlo, e del resto non aveva giocato nemmeno nella partita precedente, quindi forse anche Pisacane sta pensando di rivedere un attimino la sua linea mediana. Fra? No, Vince, voglio farti due domande. La prima è sul discorso Folorunsho, insulti, Hermoso e quant'altro, perché se ne sta leggendo veramente di tutti i colori, e quindi volevo anche un tuo parere da collega che, insomma, più titolato di noi sicuramente, anche nella gestione, perché ne hai visto tante di queste situazioni. A Cagliari effettivamente noi magari abbiamo visto un po' meno, ma tu con la tua esperienza, soprattutto nel nazionale, sai bene, conosci queste dinamiche, e poi ovviamente il tuo pensiero sulla partita di sabato. Però iniziamo da Folorunsho Hermoso. Sicuramente sono episodi da stigmatizzare, però credo che non sia, come dire, alla fine tante volte in campo succedono delle cose che in campo hanno un determinato valore, e quando escono dal campo vengono moltiplicate per 100, per 1000, per 1.000.000, come fu per esempio il caso di Acerbi Juan Jesus, insomma, che effettivamente ha detto una cosa poco carina. Juan Jesus giustamente si è andato a lamentare, però alla fine, cioè, sono cose che si dicono in campo. Tutto sommato, magari nel caso di Folorunsho ed Hermoso hanno un po' trasceso, però io credo che, insomma, prima si chiude quel discorso là, meglio è, perché dal mio punto di vista, insomma, non aggiunge niente e non toglie niente. Sono cose di campo. Se c'è stato qualcosa di particolarmente grave, eventualmente, siccome lo hanno fatto alla luce del sole, là c'è quarto uomo, guardalinee, ci sono i commissari federali, quindi va tutto nel referto. Se c'è qualcosa di poi la cosa clamorosa, Vince, che se avesse fatto così e gli avesse detto tutto quello che gli ha detto comunque, qua non sarebbe successo, cioè tutto il putiferio. Poi alla fine probabilmente il gesto non è stato bello, ecco, il gesto con la mano, quello è stato ben poco carino, ecco, per utilizzare un eufemismo, però sono cose di campo. In campo hanno
un determinato valore. È chiaro che poi quando le porti fuori dal campo e le tratti con un linguaggio e con un approccio che non è quello di una partita dove c'hai l'adrenalina, il nervosismo, eccetera, ma stai lì a ragionarci a mente fredda, sembra chissà che cosa. In campo succedono quelle cose, poi probabilmente finito quelle cose là ad Hermoso e a Folorunscio non è che gliene freghi più di tanto, quindi si prenderanno le loro responsabilità, chi ne ha eventualmente, se nel referto andrà, compariranno insomma degli episodi gravi, perché per quanto siano cose di campo, il campo non è tutto consentito, però ci sono insomma dei soggetti preposti anche a fare determinate verifiche. Per quanto riguarda secondo me l'ambito della comunicazione, cioè, una volta che viene riportato il fatto, finisce lì. Esatto. Non vedo perché oggi abbiamo visto articoli, gente che si sta le vesti, insomma, non vedo perché appunto sia necessario continuare insomma a cercare di capire che cosa è successo, perché e per come. Se veramente è successo qualcosa, se ne occuperà l'eventuale procura federale, insomma chi deve farlo, e poi eventualmente se usciranno sanzioni eccetera eccetera, torneremo ad occuparcene anche noi. Per il momento la lascerei così. Per quanto riguarda sabato, è una bella partita, per fortuna il Cagliari ci arriva dopo questa bella iniezione di fiducia, ma fiducia nel poter essere una squadra che va a fare le partite, perché come dicevo prima, cioè sì, continuità. L'importante è la continuità di prestazioni, perché poi con la continuità di prestazioni i risultati dovranno arrivare prima o poi. Magari non arriveranno a Bergamo contro l'Atalanta, che si è ritrovato dopo aver preso gli schiaffi a Verona, magari adesso deve giocare contro il Chelsea, certo, non è l'avversario migliore per dimenticare il naufragio del Bentegodi, però magari l'Atalanta contro il Chelsea, che ne so, non perde, addirittura vince, comunque fa una bella gara, quindi insomma poi il campionato torna rinfrancata, insomma, o viceversa, perde contro il Chelsea in campionato, devono reagire assolutamente. Però la cosa importante per il Cagliari è arrivarci con questa testa libera, perché un'osservazione, non so se è stata fatta precedentemente, comunque il Cagliari ha 14 punti in 14 giornate, quindi la situazione del Cagliari è molto buona, siamo in perfetta media salvezza. Ora, indipendentemente dal fatto che eccezionalmente quest'anno c'è una Fiorentina che si trova a 6 punti, quindi è molto molto indietro, un Verona che adesso appena sta rimontando, che è arrivato a 9, e ci sono tante squadre a 14, perché siamo con Parma, con Torino e con Genoa, se non sbaglio, giusto? Sì. Se non sbaglio siamo con Pisa. No, Pisa. Atalanta, no, Pisa. No, in classifica. Ok, Pisa, c'è anche il Genoa. C'è anche il Genoa. Io dico che siamo e anche il Torino. Esatto, siamo 4 squadre a 14 punti. Torino, Parma, Genoa e Cagliari. Esatto, 4 squadre a 14 punti. Ora, diciamo, eccezionalmente c'è come dire, c'è un bel gruppetto di squadre che sta un po' più avanti rispetto a quelle che stanno un po' più indietro, però ad ogni modo questa vittoria è stata importante perché ha riportato il Cagliari tranquillamente in media salvezza. 14 giornate, 14 punti. Quindi è molto buono riuscire ad andare a giocare in un campo complicato come quello di Bergamo, sapendo che tu sei andato a vincere contro la Roma, hai fatto una bella partita contro il Napoli, hai fatto una bella partita contro la Juve, quindi puoi andare tranquillamente a giocare pensando: io faccio la mia partita, la faccio come l'ho preparata, se l'ho preparata giusta potrei anche portare a casa un risultato. E quindi il momento per andare a giocare questa partita secondo me è molto buono, posto che credo che l'Atalanta, al di là dell'incidente di Verona, insomma, penso che sia una squadra destinata a ritrovarsi nel breve periodo con Palladino. Quando parlo di ritrovarsi vuol dire che ricominci a fare gol, perché poi il problema dell'Atalanta di quest'anno è che si è inceppato l'attacco rispetto agli anni di Gasperini, quando è arrivato a segnare anche 100 gol in qualche campionato, sì. Male, speriamo che resti inceppato anche sabato a questo punto. Certo, diciamo da tifosi del Cagliari ce lo auguriamo, da osservatori del campionato, insomma, possiamo immaginare un'Atalanta che sia destinata un attimino a ritrovare, come dire,
dei meccanismi offensivi produttivi, e quindi è chiaro che è una trasferta complicata per il Cagliari. Però ben venga che arrivi in un momento come questo, perché se fosse arrivata, se noi avessimo perso in casa con la Roma e saremmo andati a Bergamo non con 14 punti ma con 11 punti dietro al Lecce, adesso è 13 punti, piuttosto lontani dal terzetto delle 14, sarebbe stato un'altra cosa. Comunque sentire la pressione di dover andare non a fare la prestazione a Bergamo ma a fare il risultato. Quindi è molto meglio darci così, andare con la testa sgombra, andiamo a fare la prestazione, e se la prestazione è buona e tu la gara l'hai preparata bene, perché chiaramente da una parte devi pensare a quello che devi fare tu, dall'altra parte devi pensare a come rompere le scatole agli avversari. Quindi se la gara l'hai preparata bene, la prestazione la fai bene, non è detto che tu non faccia risultato a quel punto lì. Ci sta assolutamente. Bene, molto bene. Vince, grazie. Grazie davvero. Grazie davvero per, come sempre, per essere stato con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. Ci vediamo presto di nuovo qui a Buongiorno 131. Ciao, buon proseguimento, ragazzi. Un abbraccio. Ciao Vince, ciao. Eccoci qua. Perfetto. Oggi Stringer ci sta facendo le bizze. Giustamente si è offeso perché ieri non l'abbiamo utilizzato. E quindi, perché oggi è un martedì che sa di lunedì, capito? Esatto. Ma ti dico questa per farti capire. Stamattina, accompagnando mia figlia a scuola, mia moglie è uscita prima e gli ho detto: ma non te lo metti il grembiule? Papà, oggi è martedì, quindi ho motoria, non ho bisogno del grembiule. Io ero convinto che oggi fosse il lunedì. Capito? Il livello atroce. Quindi c'è poco da fare. Oggi è un martedì che sa di lunedì. E tra l'altro c'era stata qualche domanda. Calcolati Fanta 131, attenzione. Calcolati stamattina alle 8:30. Del tetto mobile. Ti ho chiesto, ho avuto visioni, ho detto: ma sono io che sto venendo male? Sto perdendo vista? Oppure realmente si sta muovendo il tetto? Sei un maledetto. Sei un che maledetto. Poi non siamo stati nemmeno attenti alla domanda. Sei veramente una bruttissima persona, guarda. Ma proprio orribile. No, allora, più che altro, tornando immediatamente seri su questo discorso, c'è un argomento che non abbiamo trattato stamattina, però ho visto un commento prima, che è legato al biglietti per il settore ospiti di Atalanta-Cagliari. Perché? Che noi ieri pomeriggio ci è stato segnalato, eccolo qua, questo è il commento di Nicola, è stato segnalato: ragazzi, non ci sono più biglietti per il settore ospiti, con credo insomma, non dico che l'avessero appena aperto, però tendenzialmente era da poco che c'era appunto la segnalazione su orari e quant'altro. E abbiamo detto: ma cavolo, ok, va bene che la vittoria contro la Roma ha trainato tanto entusiasmo, ha creato tanto entusiasmo, andiamo a vedere. Abbiamo fatto la prova ed effettivamente su Viva Ticket non dava la possibilità neanche a noi di comprare i biglietti, quindi abbiamo scritto un articolo in cui si diceva sold out, cioè praticamente impossibile comprare i biglietti, perché poi nel frattempo continuavano ad arrivarci queste segnalazioni: ragazzi, vogliamo comprare i biglietti, non si capisce niente, non c'è la possibilità di acquistare, bla bla bla. E è passato un po' di tempo, quantificabile secondo me in un paio d'ore scarse, abbiamo anche sentito il Cagliari: ma guardate, ma com'era la questione? Perché ci risulta che da Cagliari ci hanno detto: no, ma sono un migliaio di biglietti ancora a disposizione, cioè nel senso erano stati venduti circa 400 biglietti, ce ne sono ancora, andiamo a fare l'acquisto, e effettivamente c'era disponibilità in quel momento. Quindi cosa è successo? È successo che non abbiamo la certezza matematica, nel senso che da Viva Ticket nessuno ci ha detto nulla, però verosimilmente c'è stato un sovraccarico nei sistemi in quel momento, cioè quasi tutti volevano comprare i biglietti, evidentemente il sistema è andato in protezione e ha detto sold out, non ci sono più biglietti disponibili.
Quindi invece, siccome abbiamo chiesto anche stamattina, risulta che la situazione sia regolare, quindi se volete acquistare i biglietti potete andare ad acquistarli serenamente. Al momento è circa la metà, quindi sono 1304 posti. Sì. Ecco, considerate 1300 posti, quindi vuol dire che più o meno ce ne sono stati venduti 600, 630, una cosa del genere. Quindi c'è ancora disponibilità di biglietti. Ecco, questo ci tenevo, perché ieri, vista come è andata la situazione, anche perché abbiamo poi anche dovuto in qualche modo abbiamo... Ah no, vedi, anche qua, sempre... Ma comunque è una problematica di sistema, Sì, è una problematica di sistema. Gianluca, cerca... insistete, cioè fondamentalmente dal club ci è stato detto, cioè ce ne sono ancora tanti biglietti a disposizione, quindi insistete fondamentalmente. Questo è un po' il discorso. Ripeto, ci tenevo perché poi è fondamentale, importante, essendo a volte anche una trasmissione di servizio questa, non soltanto di cazzeggio, che è il 95% poi cioè, in questo 95 poi c'è tipo il 48% che è bullismo nei confronti di Luca Di Leonardo e insomma poi tutto il resto. Vedi Roby come mi pensa bene il meme che ci hai regalato, grazie. Esatto, il meme fantastico, quello con il mitico Pugedo di domenica pomeriggio, però spiegava bene tutta la... E poi è bellissimo perché la prima parte del meme c'è Pugido che ti guarda così, no? Cioè, che si sta preparando per regalarci un momento epico. Va bene, ragazzi. Però un momento epico, attenzione, è giusto dirlo Matteo. Ragazzi, una menzione all'Aston Villa Speciosa, seconda di giornata, che ho visto ora la classifica ben in 4. No, perché tra l'altro c'è anche un bug, ho visto adesso. Comunque siete in 3 a 91,50, bravo Matte. Io ho fatto pietà. Io 81,50 grazie a Pulisic. Ecco, grazie all'americano, in una lega vincevo 2-1, ho perso 3-2. Anche Andrea Olmeo vinceva 3-2. Esatto, infatti ci siamo ritrovati. Grazie Pulisic, grazie. E invece grazie che insomma mi hai salvato da una giornata abbastanza grigia. Complicata. Sai, l'infortunio di Leao, insomma, tendenzialmente non benissimo, ecco. Dopo Berardi anche Leao. Poi sai, Ken sta regalando grandi soddisfazioni, quindi insomma... La verità, allora, mi è andata anche benino, nel senso che mi hanno segnato in tanti, perché ho fatto la doppietta di Pulisic, gol e assist di Giovane e gol di Malinowski, solo che Milinkovic ha preso un gol e quindi ha preso 5. Chi è che ha fatto schifo? Palestra a 7 va bene, ha fatto schifo Cambiaso, tanto per cambiare, 5,5, fatto 5,5 Paz, 5,5 6, non mi ricordo, ecco, Paz, Orsolini 5 6. Ken, 5,5 Leao, quindi uno schifo totale. Quindi alla fine quei bonus sono serviti a salvare delle situazioni di malus abbastanza importanti, però vabbè, è fantacalcio, lo sappiamo. Esatto. Nuovo giro, nuova corsa. Esattamente. Va bene, il sole mi sta sempre più illuminando, il sole fiorentino, quindi ringrazio Gianluca mi fa... Io avevo Benedigia che è giovane, in panchina lascia spazio a Sula, è consigliato a Luca Di Leonardo, per questo gli voglio bene. Sì, ma è un amico Luca, lo sapete. Lo sapete che è un amico... Io continuerei a consigliare... Ma anch'io non l'ho messo giovane, attenzione, in una lega non l'ho messo. Titolare, giovanone nostro, perché... gol e assist, grande. Vediamo. Tra l'altro adesso che si è fortunato Leao, per forza titolare, per forza, perché ce li ho contati. Un 4-5-1. Ce li ho contati praticamente. Tu pensa che sono rimasti vivi Meister, Giovane e Ken. Beh, adesso giocherà Meister con la squalifica in zona, che poi andrà in Coppa d'Africa. Bel Meister giovane. Ricordiamo, non vedo l'ora che arrivi la settimana di Cagliari-Pisa per fare il mercato. Che è la prossima alla fine. Sì, fu importante. Ricordiamo per gli abbonati 4 cambi. Ricordiamo la bonifica che faccio. Esatto. No. Con che incredibile.
Quindi approfittatene per chi non si è abbonato, perché sarà un mercato aperto a tutti. Con Sappiate che ce l'ho Ken, quindi se lo vorrete prendere... Lo cedi? Lo cedi, sì. sì. Basta, ma da roscio, come si suol dire. Io nel mantra purtroppo non posso darlo, nel senso che il prossimo mercato ce l'ho a febbraio e quindi lì si vedrà. Lì ci saranno Preferisco decisioni aspettare importanti. Berardi, Sì, guarda. ma poi diciamo che E me ne prendo un a altro Firenze a fare... c'è un po' di marasma, mettiamola così, giusto leggermente. Ma guarda, Quindi- ti dico, ieri pomeriggio, dopo pranzo, si è fatto un giro in centro e c'è uno dei Viola Store, quello c'è proprio dietro Piazza della Signoria, praticamente, mi ricordo la via, tra via di Calzaioli e Piazza della Signoria, comunque. E c'era una persona dentro. Una. Sì, sì. Le altre volte c'era la fila fuori, ieri c'era una persona dentro. E già questo ti dà la misura, sì, no? sì, E poi ho parlato con un po' di persone e vi assicuro che l'ambiente è una polveriera. E Elettrico. anzi, in tanti sono già rassegnati alla retrocessione, sperano alcuni addirittura di retrocedere perché così si fa piazza pulita sia in spogliatoio che in dirigenza. È vero, confermo. Roba perché- non bellissima. Questo, ripeto, in 2 giorni qui ci siamo resi Sì, conto sì, proprio qual è la situazione, parlando quindi col figurati. barista, Sì, parlando sì. col tabaccaio, insomma, queste cose qua. Leo marasma. Sì. Al di là degli amici, chiaramente Sì. delle chiacchiere con gli amici, però nel senso, ho voluto fare il giornalista anche così, però ripeto, è una bella polveriera, e per quello che io dico che non sono per niente convinto che si riprenderà questa squadra, a meno che non facciano una rivoluzione incredibile adesso a gennaio, mandando via giocatori importanti, però li vedo proprio male. Sì, cioè, bravo. Cioè, dice Gianluca, quel leggero clima da Caceres e Godin, cioè quello appunto dell'anno della retrocessione del Cagliari. Cioè, basta vedere sul rigore. Ancora un po' si mettono le mani non addosso. benissimo. Sì, ma poi giocatori che in teoria, sai, dovrebbero anche far parte della nazionale o potrebbero far parte della nazionale come Mandragora e Ken, quindi sai. Anche il discorso del rigore che Vanoli dice Gurmuso non l'ha voluto calciare, Gurmuso che risponde ai social no, non è vero che non l'ho voluto calciare, Esatto, cioè, me l'hanno preso. È una situazione Sì. tosta, cioè dove sono sì. Poi statisticamente non si è mai salvata una squadra che non ha vinto nelle prime 14 giornate, però io penso la Fiorentina, non lo so, ho quella sensazione che sia in grado di poter recuperare. È ovvio che per il Cagliari, per un discorso di salvezza, guarda, ve lo dico, se io c'è non lo una so. squadra è lì, insomma, no, io sto parlando unicamente da cioè, analizzando le cose, non lo guardo in chiave Cagliari. Da fuori dico che c'è una situazione secondo me molto balorda, cioè, per dire, se tu ti ricordi l'anno che è retrocessa la Samp, la Samp però almeno a livello di spogliatoio, almeno a livello di squadra, ti ricordi con Stankovic e via dicendo, cioè traspariva comunque l'idea di un gruppo che lottava e che era scarso, cioè aveva degli enormi limiti e che quindi non riusciva a produrre perché era scarso, ok? Qua invece io vedo una situazione. Ci sono tante prime donne, è uno spogliatoio tosto. Troppe, hanno fatto un mercato stranissimo secondo me. Poi appunto adesso, come dice giustamente Tracada, manca un DS, perché da quando si è nato Pradè manca il DS. Quindi è una situazione veramente diciamo di marasma. Che da quando hanno perso, ahimè, Barone, lì si è sconquassato tutto, che Barone riusciva a tenere tutto sotto controllo e quindi da lì c'è stato diverse problematiche. È ovvio che un presidente che comunque non vedono da tantissimo tempo, vediamo come sarà la situazione. Francesco, vabbè, chiudiamo rispondendo a Gianluca su Kilixoy, perché appunto mi hanno anche iscritto in privato chiedendomi questo.
Allora, il discorso è che credo che dipenderà abbastanza da quello che vorrà fare Kilixoi da qui a gennaio, nel senso che comunque chiaramente ora gli si aprono spazi che prima non aveva, perché l'infortunio di Felici con Luvumbo in Coppa d'Africa sicuramente aprono spazi che prima non aveva. Se lui darà dimostrazione di tenerci, secondo me può restare serenamente, anche perché, ripeto, il Cagliari ci ha investito comunque 1 milione di euro. È vero che c'è un prestito, ha un diritto di riscatto molto alto, però poi quello si vedrà eventualmente a giugno. A giugno. Okay. Certo. Quindi, insomma, vedremo un po' cosa succederà. Sicuramente il Cagliari farà almeno un attaccante sul mercato, forse addirittura 2. Ieri mi hanno mandato il video della doppietta di Kvernadze del Frosinone, che fa un movimento proprio alla Felici, in dribbling sull'1-0. Sarebbe una bella chiamata, Kvernadze, vediamo, perché comunque sono dei giocatori che Angelozzi in questo momento stanno giocando... Sì, certo, però stanno giocando alla promozione in Serie A, non lo so, vi dico la verità. È sempre complicato, secondo me, in quelle situazioni andare a prendere giocatori che sono in lotta per un obiettivo, perché poi anche la società proprietaria del cartellino di solito poi spara alto, quindi non lo so, bisognerà capire. Quando arriva Daniel Maldini, credo che torni con la squadra sabato, Gianlu, direttamente gli fanno il posto nel charter, resta qui ad allenarsi in attesa di tesseramento, poi il 2 gennaio si scherza ovviamente. Poi noi ci saremo, non so se ci sarai tu nel caso, questo bisogna capire questo eventualmente con Gianluca. Va bene ragazzi, anche oggi non lunghi, di più. Sì, ma perché è successo di tutto oggi. Esatto. Vi vedete domani, perché io non ci sarò domani, perché sono qui domani sarete solo con me, attenzione. Esatto, quindi domani no bullismo, puntata antibullismo. Domani la faccio in ciabatte. Ciabatte canottiere. In ciabatte con la G, in ciabatte con 2B. Va bene, questo sole sta diventando sempre più fastidioso, quindi siccome la tenda è già tirata e non ci sono persiane, direi che dobbiamo chiudere. Saluta Firenze, Fra. Salutiamo Firenze, salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito oggi e che ci hanno seguito in tantissimi anche ieri a Cagliari Social Arena con la new entry di Solo Mondo Calcio. Uscito, sparito Luca, così, se n'è andato. Vediamo se è morta la connessione oppure se sta tornando. Secondo me gli è saltata la corrente. No, vediamo. Così. No, saltato. Niente. No, Stenigliardi. Grande. Ma sono saltato solo io o anche tu? Solo tu. Ma da nulla Stenigliardi mi ha detto stavamo insultando io e gli altri. A te. Io mi sono trovato fuori. Ma che cosa è successo? Stenigliardi, attenzione, alert, nessuna connessione. Vabbè, ragazzi. Speriamo che domani vada meglio, che sono solo. Vabbè, nel caso sarà colpa tua, quindi. Vabbè, a prescindere, quello a prescindere, lo sappiamo. Esatto. Ha chiuso Olmeo, esatto, è entrato d'imperio, ha cacciato fuori Luca Di Leonardo. È solo me, tra per il fantacalcio. Esatto, per il fantacalcio. Esatto. Cioè, così, mi sto facendo tanti nuovi nemici, attenzione. Esatto. La chiudiamo? Per evitare che ci butti fuori, 11:40, un'ora e 36. Così dice, guarda che mica sono più abituato. Va bene. Adios. Grazie a tutti ragazzi, buona giornata, a domani. Ciao, andiamo di sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno
31, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.